implementos e máquinas agrícolas. A Dealnet, provedor de acesso à internet. Mig Plus, alto desempenho nutricional para todos os animais. Ecco, allora chiamiamo qua quei della Festi Pizza e della più grande pizza del Brasile. Vieni dentro, guarda qua, guarda. Vanti Dolores con la pizza. Guarda, che aspetta che se no mi casco fuori, vanno di qua, cosita. Aí. Buonasera Beto! Buonasera, Varvastega. Buonasera, tutto a posto lì? Tutto a posto, grazie a Dio. Ecco, cosita sì. Guarda, dimmi che sapori che abbiamo qua. Dolo, buonasera. Buonasera Edgar. Bene, Tutto a posto? Sì, tutto a posto, sì, maraviglia. Guarda, questa qua è la quale, Beto? Questa qua è di palmito e di calabresa. Questa, dolce? Chocolate con morangos, Con le fragole. pela della nonna. Ecco. Questa è la da Helena, la Paladar. Paladar. Ecco, Beto, vai falando. Esta de margherita ao pesto, produzida por o grão de bico. Ecco. Esta é copa com figo, produzida para o nostro pane. Allora, e quella de succhete anche. Ah, signore, sì. Quella delle de succhette. Aê! allora anche questa. E questa é com uma mistura com tomate seco, gorgonzola, champignons, que sou eu que faço também, esta. Aê, maravilha. Tutti i É uma sapori. pequena demonstração. Então hoje vocês viram que tem pizza aqui, né? Ah, que maravilha. Um strucon a Jair Zatti, que stasera não tem nada de massa, né Marinho? Senza pasta asciutta stasera nostra Italia, capelletti 4 etti del nonno Zatti, capelletti 5 etti nostra Italia, un strucon a loro là. E mica varia caro che adesso Valtri assessi le pizze Larento e tornessi qua che avevamo de fare il sorteio. Podem largar as pizzas lá, então, e voltem aqui, que vamos fazer o sorteio e depois continuamos aqui. Brutinho, qua, Dolo, vem qua, Dolo, giuta qua, ecco. Então, na verdade, nós não vamos... Vai mexendo ali, Dolo, vai puxando, vai, misia, su qua, vem dentro qua, Tuzi, femo un bacán qua su. Misia, cata su la buttare, vas misciando. Aspetta che pian che in altro nome casca in terra, la bus, misia. Qua, Leandro, qua, cosita, che se cattiamo tutti, guarda. Questo. Quelli, Leandro, vai che fai sorteio coi. Cian. Tengo que pasar qua para la auditoría, ¿no? Vai. Ma guarda chi ganhou. Chi che ganhou? Eliane guarda- Pegoraro. Aê! Maria. Mamma Maria! Ave Maria. Eliane vai. Pegoraro. Eliane Pegoraro. Eu seguro aqui, Eliane. Manda Vai. la stampa è. Vai, agora. Allora para la Festi Pizza? Na verdade, então vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Se a Eliane mandar a foto com um produto, então ela ganha os produtos de costume da nossa live, do nosso filó, que é um kit de produtos de vários patrocinadores. Sim. E o segundo, daí ganha o ingresso. Isso. Se a Eliane não mandar, o segundo passa a ganhar o kit e o terceiro ganha o ingresso. Certo. Então Vai, ser puxa três, ali, vai Leandro. ser 3 sorteados. Claudete, vai lá, Beto, vai lá. Calma, espera aí, vamos ver aquele número lá, aquele nome lá. Oscar Possebon. Oscar Possebon. A Eliane já... Guarda, Tá lá ligado. Oscar Possebon, vamos ver de onde é. Quer dizer, Possebon è alla 15, è vero? Tanti Posseboni lì. Possebon. Vamos ver de onde é que é. Calma, Dolo, vamos ver. Mas pode chamar um terceiro também, terceiro sim. que dá o Claudete. Então, a Eliane já está confirmado, já mandou a foto, né, José? A Eliane é a Maria do grupo de teatro da peça Quis Parar em a Gata Maia. Ecco, va bem? Con Beppe. Com Beppe que ele é pitininho qua. Agora é o terzo, allora. Ecco, o Oscar, então, que? Possebon, ecco, então vai ganhar o ingresso, tá? Oscar Possebon, vai. Oscar Possebon tem que mandar uma foto com um produto dos nossos patrocinadores. E se o Oscar não mandar... Ana Paula De Bastiani. Ana Paula De Bastiani também, né? Vedemos. Segura as pontas aí. Ma gente, que espetáculo, não? Brutinho, tu tá liberado. Beppe, tá liberado. Posso levar a bolsa? Sim. Assim, me passa os nomes aqui que eu vou mostrar. Cadê o da Eliane? Eliane tá ali. Mettiamo qua. Será que Go Gambi? Suma não quer dizer. Josi.
Dá para ver ali? Tudo certo. Então tá, feito. Oscar Possebon. Qua che adesso bisogna che stiamo tutti qua da rete per vedere che tutti qua, no? Buonasera a Valtteri, tutti che si devono arrivare. Devo parlare ora, Beto. Come stiamo parlando di pizzas, né? No teu ponto di vista conhecedor, já perdeu o cabelo. Parliamo italiano? Porque tem parlemos, porque tem italiano, porque tem português. Serafina tem destaque pelo sabor das pizzas, pela qualidade das pizzas. Mas comparado a outros lugares, dá para dizer que sim? Dá para confirmar que a nossa pizza de Serafina é diferenciada? Certamente, Edgar, certamente, Marossi, que a nossa pizza de Serafinas faz algum tempo que vem se destacando, certo? E o interesse, né? O interesse que todos os produtores têm de aprender e de desenvolver sempre um melhor produto, tanto é que chegamos a fazer a maior pizza do Brasil, né? Então é um orgulho para nós produtores, para nós munícipes, e que a gente faz já teimosi, como sempre, siamo desde il primo fino al décimo che siamo di farlo ancora, e lo famo bem ancora, na verdade. Tá. Então, com certeza, nosso produto é um produto de qualidade, é bom, de qualidade. É saboroso. Com quanto tempo que te lavori com pizza, ti? Solo 39 anni. Solo 39 anni, ecco, va bem. Então a nossa equipe é forte, a nossa equipe é grande, tem experiência, né? Então tem a Cisco, né? Tem a presidente da festa aqui, mas tem também o Beto e a Dolo e tantos outros que são das padarias, né, das pizzarias, que têm experiência, que têm conhecimento. Então, com certeza, a gente vai levar um evento 4, 5, 11, 12 de muita qualidade. Mas, Dolo, tu que estava à frente da associação, né, da Cisco, e na época que foi feita a maior pizza do Brasil, eu gostaria que o José colocasse alguma foto ali, se tem, né? Mi fala do prazer, da alegria, da satisfação. Mi sono stata da frente della grande pizza, che è stato l'anno 2 anni fa, 3 di giugno. Sto anno, che ha fatto 2 anni che abbiamo fatto la più grande pizza del Brasile, 7 metri di diametro. Più di 5.000 tocchi di pizza per la comunità di Serafina Correa distribuì e regione che era lì della praça, della matriz, tutti di aspettare per mangiare, che è stato un spettacolo. Ma mi ho l'onore di essere della creazione del Festi Pizza. Quando Sergio Massolini era il presidente della Cisco, dei 50 anni del municipio, avevamo detto che manca un prodotto qua in Serafina, mi tocca creare qualche cosa. E nella riunione c'erano 9 coordinatori della festa dei 50 anni del municipio, che avevamo detto chissà facciamo qualche cosa con frango, che avevamo la BRF qua, che resta facile per noi altri perché la BRF mi dà il frango per fare la festa. E il Sergio ha detto sì, mi averia in mente un altro prodotto da fare, mi voleria fare il Festi Pizza. Far con pizza qua in Serafina Correa. E allora desde l'anno del cinquantenario del municipio che abbiamo creato la pizza. Le 14 anni che siamo con la Festi Pizza, solo che 10 edizioni. Perché tutti gli anni? No, prima si fa tutti gli anni, dopo che abbiamo passato a fare di 2 in 2 anni, perché sennò siamo tutti volontari e non dà tempo per fare tutti gli anni. E è stata anche la pandemia, né? Edgar, allora sta che anni che non si poteva immucciarsi su, allora abbiamo fatto. E allora per Serafina, guida che è l'evento più grande che c'è, dentro anche la settimana del municipio, del mese del municipio, che è il Festi Pizza. Vera presidente Leandro. E quando è stata la grande pizza, sì, mi era la presidente della Cisco, ma è stato insieme a tante persone, il Beto, il Timon delle pizze, perché è 39 anni che fa pizza, allora perso finché avevi super i fogoni. Super fogoni. Carlo Sella che lei también anche lui lavora tutti i Festi Pizza, lui sempre avanti della montaggine, di far tutto là, e allora per quella che va avanti cada anno è un spettacolo meglio. Va bene. E allora erano di parlare col nonno là, vero? Sura no altri italiani del lavoro.
sempre quando noi parliamo di altri italiani, non si pensa in menosprezar altre etnie, nunca, perché quando si fa un evento per la cultura italiana, vem inúmeras etnias, como quando fazem eventos da etnia alemã, polonesa, ou qualquer evento que seja, brasiliana, sei lá, a gente também participa e aplaude, né? Mas aquela vontade de manter, da manutenção, né? De manter, de torcer, de resgatar e portar avanti a Serafina e tanti municipi che fa tante persone che si involveste legare, come si dice, la essenza, il legato che viene da famiglia, di portarsi avanti, di mantenere, di lavorare, di mostrare, di coltivare e mi vedo del sangue di noi altri che lei cosita. Non vuol dire se Sondrio guadagnare o no, se rende per scarselle o no. Ecco, mia vera. Mi sempre dico così quando mi domanda com'è che te partecipi di tante entità così, te sei sempre di fare il lavoro volontariato, cose così. Perché mi ho un legato, Edgar, della mia nonna, della mia mamma, che le faceva tanto anche a Leandro. Perché che Leandro le rento di tutte le cose qua del nostro municipio? Perché ho visto il suo nonno, il suo papà, adesso le sue fiole, perché ha l'essenza. Le generazione per generazione va passando. Le porta quel che le ha imparato dentro della famiglia. Le adesso, cose buone. Sì, è il momento che noi bisogna far che i nostri figli e nipoti capiscono questa idea che abbiamo, di non perdere questo spirito. Mia vero? Sì. Ecco, sì, per quella che siamo qua di divulgare, anche vuol dire questo, perché che quella gente là, sa che dopo quando noi morimmo nessun fa più, allora vengono i figli che ciappe le rede neanche a loro, mia vera Leandro? Godere che sì che fa, perché vale l'esempio delle fiole di Leandro. Mi sti di qua e mi domanda, com'è che la Paola e la Martina le sempre rendono i movimenti culturali e delle entità? Perché ho detto che il piede casca mia distante, il frutto non casca mia tanto distante del piede, perché veniamo della generazione che si fa quelle cose lì, e se le si fa con piacere e se si sente bene, farle. Leandro. Into della Cisco anche che è buono risaltare un poco di quello che stiamo di parlare adesso, che abbiamo la Cisco giovane e le persone che per imparare, perché le gheppie, che la voglia, che la idea, che lo spirito di portare avanti il lavoro. Abbiamo visto settimana passata che abbiamo servito gli alunni del primo al quinto anno delle scuole municipali e anche gli alunni della PAI, che abbiamo fatto una opera in congiunto con tutte le padarie, con tutti, e quelli che fa parte della Cisco Giovane, era là anche a loro di lavorare, di aiutare, senza guadagnare neanche un schel, neanche un centavo. E allora tutto il lavoro volontario e quel che viene portando avanti, uno che fa da una maniera, uno che fa da quell'altra, schiappa il gusto per portare avanti e fa la differenza dopo entre tutti. Né? Sì, ti ho detto senza sciappare neanche un schei e anche assando il suo lavoro, perché c'è tutti i giovani che lavorano. Cancellare i suoi compromessi per poter stare là e prestare il suo lavoro volontario, così è bello. E che nei mestieri come parlare mi piace di rafforzare che tutto che nel suo prezzo, né? Ti vai a comprare una zucca che ne è un prezzo, ti vai a comprare un litro di vino che ne è un prezzo e che ne è tipo quel che siamo di fare noi altri qua, che ne è valore, né? So che il valore ti sa mia quanto che costa, né? Perché il mio prezzo ha un valore. E allora che il lavoro che stiamo di fare qua entre tutti è di grandissimo valore per tutta la comunità, per le nostre generazioni, per i nostri figli, per i nostri netti, di poter guardarla in drio e poter fare che ha fatto così, ma non che ha fatto differente. E allora è quel che non dà l'allegrezza di levare su la mattina e andare a fare un pochettino di pine. Proprio così. Claudette, quer accrescentare alguma cosa? Beto, per fare una buona pizza che vuole passione e amore, e che ancora?
per fare una pizza di qualità, che ha buon gusto, che le persone dicono ma che buona che pizza, qua dà per parlare qualcosa? Voglia che vuole. Voglia di farla. Voglia e prodotti buoni, vero? Isto. Ah, voglia, Voglia, Voglia di farla. Comincia con la pasta. La pasta, dopo vengono i prodotti e maneira que ela faz, ela cozinha, guardando só o tempo, né? Então a gente aprende. Gavemos imparado este ano, né? E gavemos ancora tanto de imparar. Mas agora de dizer que gavemos... Calma, então se tu não acertar muito a pizza, não te preocupa, que ele tem 39 anos e tem muito para aprender, então vai de boa, né? Então, gosto de dizer que ganhei com a Leandro, presidente da Cisco, a Claudete, presidente do Fest Pizza, a Dolores. E eu, na minha parte, quero agradecer a todos a oportunidade de estar divulgando. Não sei quantos anos nós vamos estar à frente disso ainda, mas como tu disseste, temos a Cisco Jovem aí, tem outras pessoas vindo e aprendendo. Nós estamos aí prontos para fazer mais um Fest Pizza legal e convidar a todos que participem, sim, que nós todos estamos fazendo o nosso melhor e certamente será uma bela festa. Beto, nós vamos agradecer aos nossos parceiros lá, porque senão eu não faria nada lá no Fest Pizza se não tivesse a Lore, a Helena e a Marciele, né? Das padarias, e o Beto. Porque senão eu não conseguiria ir lá distribuir pizza, servir para as crianças, coisa assim, se não fosse. Então, eles são muito importantes para o nosso festival, esse grupo aí dessas 4 pessoas à frente do festival aí, porque eles oferecem todo o produto, né? Um lenho sol no larde. Cocita a si próprio. E é uma parceria bem bacana. A gente, Beto criou uma família, né, dentro do Fest Pizza, porque 10ª edição, sempre com as mesmas pessoas e trabalhando. Está na hora de nós se aposentar, né? No! Tocca far come il nonno, l'ultimo anno, dopo l'ultimo anno, dopo l'ultimo anno, 6 anni, Beck, né? E a paixão, que nem o Beto diz, e gostar de fazer. Eu também participo desde o primeiro Fest Pizza, né? E desde todas as associações italianas que foram criadas no município. Com 20 anos eu já era da Juventude Veneto Lombarda e assim foi. Então, tu lembra, né? Eram bons momentos e a gente começou com essa, né, divulgando o talhão. E como tu diz, é muito bom incentivar os jovens hoje, né? Porque a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? O Leandro também colocou da Cisco Jovem e tal. Então, a gente tem os nossos afazeres, porque nós precisamos trabalhar para sobreviver, né? Não é que não a gente ganha alguma coisa de graça, né? Sim. Mas a gente consegue, sim, o tempo também para trabalhar um pouco a nossa cultura e fazer alguma coisa diferente. Então, é legal isso, né? E o teu programa... Eu quero te parabenizar pelo Filó, né? E a gente só tem ouvido elogios. E como eu disse antes, né? Tu representa muito para nossa cultura. Grazie. E aspettiamo tutti, allora, né? No giorno del Fest Pizza. Era só ver quantas pessoas hoje estavam participando do Filó, Edgar. Sim, né? Para saber que tu é um sucesso, né? A turma toda merece, né? A Giza, o Josiel, o Marinho, o Brutinho, todos. Quem mais? Nossos patrocinadores, aê! E anche a Valtri, né? A participação de vocês também é muito importante. E o Marótica sempre é parceiro, né? Nós tivemos também na outra edição, nós tivemos uma live lá no Grande Bico, né? É vero? Para divulgar. Então, muito obrigada, Edgar, pela tua parceria de sempre. Grazie. Domingo que vem no programa italiano, La Voce del Veneto vai ter sorteio, vocês vão lá? Giusto. Vamos lá sortear um ingresso lá. Giusto. Così allora. Veio as fotos ali. Marostica, vuoi ringraziarti per aver aperto le porte, non ti poter essere qua, viessi stasera qua. Grazie Valtri. Mi so che sempre compromessi, sempre tanti assunti, ma stasera che aver aperto le porte e poter avere l'opportunità di divulgare il Fest Pizza. Allora, mille grazie per aver fatto che l'onore. Che va a dar grande, A propaganda è grande, la festa è buona, a trazione è buona, pizze, ma non finché che sta. Ecco. Vou mostrar a foto da Eliane. Vamos ver. Aê! Ma perché ne? E quem ganhou o ingresso? Artista. É o Oscar? Oscar Possebon? Da onde que ele é? Capinzal, Santa Catarina! Tem que vir para Serafina para comer pizza. Muovete fora, tem 2 finais de semana. Cavalo, la charrete, la ragna. Come che te vuol Possebon? Vien con a turma grande. Che tal ele fazer
uma lotação e vir. Votaram no ônibus. A Ana Paula, que foi a terceira chamada. Ah, da onde que é a Ana Paula? Não escreveu da onde que é a Ana Paula? Ela é de Bastiani, né? De Bastiani, a Ana Paula. Va bene. Ma grazie Ana Paula. Quem sabe na próxima, no? Così andiamo alla suonata. Quei de San Domingo si canta. Vai! Il mio galletto, il gadu e alle galline che tocca le tette, galletto qua, galletto là, il mio galletto le maia qua, voglio che il mio galletto, voglio perché il mio galletto ogni mattina che salta addosso la prima gallina, galletto qua, galletto là, il mio galletto le maia qua, voglio che il mio galletto, voglio perché morirò. Il mio galletto è un garrufiano, dice che va in chiesa e poi va a Lugano. Galletto qua, galletto là, il mio galletto le maia qua. Voglio perché il mio galletto, voglio perché morirò. Non te la do perché mamma non vuole. Non te la do perché mamma non vuole. Il mio galletto chicchirichi, la sua gallina la fa sfuggire. Galletto qua, galletto là, il mio galletto le maia qua. Voglio perché il mio galletto, voglio perché morirò. Ciapa microfono Veneto qua. Così. Questo, buonasera, buonasera.
la maestra, vai ok, ciao. Vai anche a te, vai. Qual è il Tutti bruttino? sani. Tutti sani, grazie a Dio. Marinho. Il tuo alunno, va. Beh, alunno, Tá mal de aluno. No, minha Vera no. Parla per te. La nostra squadra la è spettacolare, mia Vera Marinho. Una squadra bellissima, buonissima. Fantastica. Nostra turmetta fantastica proprio. E allora, tutto a posto? Tutto a posto, un saluto a tutti, un saluto anche agli alunni della Cucaia Scuola d'Italiana, ai Saluta coordinatori, dei nuclei i coordinatori dei 15 municipi che fa parte della Cucaia Scuola d'Italiana. Noi siamo con 500 alunni in tutto il Brasile. Madonna. E se catemo tanto, ridemo, scherziamo insieme ai professori, la Loremi e il Juvenal. E famo scuola e portiamo avanti l'italiano, la nostra lingua, mia vera? Proprio. Sì. Brava. Imparemo e se divertimmo. Sì, Lei è un vera. spettacolo. È Aveva vera. un'amicizia tanto grande, una parceria, le belle stare insieme a le scuole, no? Così. Ma allora siamo di finire, Josiel. Senti l'odore di pizza Sì. stasera, che magnate, E allora il teatro, sabato che viene di Mondoe? Flores da Cunha. Villa Flores! Sì. Alle 7:30 sera sabato, Veranopolis, Regione, Nova Prata lì. Pareccheve che di ridere tanto. Deve vedere tutte robe. Sì, deve vedere brutte robe. Allora la nostra pesta che tu visto che cada posto che andiamo noi altri annunziamo a qua tutti insieme chi sparai a Gatamaia e è bellissimo, non c'è nada lì per rodare, no. Va bene. Allora è il giorno 28 siamo a Villa Flores e il giorno 4 saremo a Guabiju. E il giorno 10 saremo a Guaporé, e il giorno 11 mi va a Gentil, e il giorno 12 Flores da Cunha, là nos pavilhões da festa da Vindima, daí é à tarde, 14 horas, 14h30, né, Jô? 14 horas. E il giorno 18 mi va a Maravilha Santa Catarina, e mi chiamano ancora che va a vedermi. Ecco, un saluto a Moacir. Miglior, che le viene su giustamente il programma ancora. Era lo Moacir miglior de... Bella fatica, Hai detto che hai detto fan, Sì, Io e Marinho siamo desanimati. Ma também vai Mi sono fan. Dico, pensa subito che il purgante lì ancora che vuol bene. Allora è il giorno 25 di Pura giugno. invidia. Mi va a fare un spettacolo na Pousada dos Capuchinhos per la famiglia Facenda. Era para ser o ano passado e depois deu a enchente e aí transferiram para esse ano. É o giorno 31 di giugno, Carlos Barbosa. Ecco, allora là Gazzetta a Garibaldi, no? Allora Devo giocare a futebol de salão, eu dou a tela de futebol de salão. devo giocare a bola là, sì. Marinho gioca de goleiro. E il giorno 7 di agosto a Marau. Ecco, cosita. Cosita, sì. E allora, e stasera? Bella nostro filò, bello, è stato bello, tantissimo, culturale, festivo, sì. Ecco, allegro. Il nono il che aveva storia là per altre 2 ore. No, ma il nonno con 95 anni na testa di quella. Na testa. Memoria. E senza occhiai. Senza occhiai, altro che non altro che occhiai orbi. Perché il nonno lì, lui è sempre stato di negozi. Sì. E quando che lavorato all'oggi negozia tanto con lui veniva là, lei così, e t'ha fatto. Ecco. E suo figlio mi ha raccontato che di settimana quando tocca pure comprare un fogone di 5.380 conti. Ah, esatto. E lui che dice 5.300 non si fa la mai niente. Cosita sigue che vuoi. Finimo? Ecco. Allora, temi giuti a tutti quanti un Strucco naso! Ciao gente, ciao salute! Ringraziamento a Rosalie Boff che mi ha mandato sobremesa. Rosa, salute!
in sopra la semente al tavolino. La rosolina lavata in sopra la semente al tavolino, solo per scrivere la letterina e per mandarla napolitana, solo per scrivere la letterina e per mandarla napolitana. Napolitano e la Bologna a cercarsi l'amorosa. Napolitano e la Bologna a cercarsi l'amorosa. La Dosolina, povera cosa, Napolitano l'abbandono. La Dosolina, povera cosa, Napolitano l'abbandono. La Dosolina lavata in sopra si mette a lacrimare. La Dosolina abbandonata la si mette a lacrimare.